Anche l'onorevole Calogero Mannino sulla propria pagina social dà il suo contributo alla memoria dei 100 anni della nascita dello scrittore racalmutese, che fu anche parlamentare alla Camera con il Partito Radicale di Pannella, con un suo personale ricordo inedito, tra cui quello della scelta di celebrare il funerale in chiesa che avvenne presso quella di Maria Santissima del Monte a Racalmuto. C'è un ricordo molto importante della mia vita personale, ma del mio incontro con Leonardo Sciascia. Siamo nel 1958 e nella sagrestia dell'arciprete di Racalmuto, Monsignor Casuccio, alcune volte ci incontravamo alcuni giovani con un frate cappuccino, Franco Algerino, che era stato, vorrei dire, esiliato presso il convento di San Michele di Caltanissetta. Scendeva spesso, perché amico di Monsignor Casuccio, a Racalmuto e si incontrava con alcuni giovani per illustrare il pensiero filosofico e scientifico di Teilhard de Chardin. Un giorno ad uno di quegli incontri si presentò Leonardo Sciascia e da quel giorno continuò a partecipare tutte le volte che fu possibile incontrare questo padre cappuccino, padre Cipriano, da Falluppe, ripeto, Franco Algerino. Leonardo Sciascia era attentissimo, è rivolto a comprendere il pensiero in quel tempo molto discusso, anche all'interno della Chiesa Cattolica, al punto che questo monaco era stato mandato a Caltanissetta dalla Francia, quasi esiliato, perché il pensiero scientifico, oltre che filosofico, di Teilhard de Chardin era fondato sulla dottrina evoluzionista, quella che si origina da Carlo Darwin e che Teilhard de Chardin, come paleontologo, oltre che come filosofo, stava approfondendo lungo dimensioni di ricerca che lo portavano alla compatibilità con la creazione divina. Ecco, io considero quell'episodio un segno non dell'attenzione alla fede, ai problemi della fede, ai problemi di Dio, dell'esistenza di Dio, ma proprio come un segno di partecipazione nel corso della mia trentennale amicizia con Leonardo Sciascia, che ho avuto modo poi di riscontrare, di vivere e di approfondire. Vorrei completare con l'ultimo ricordo. Credo di essere l'ultima persona che ha visto Leonardo Sciascia prima che chiudesse gli occhi, e credo di essere la prima persona fuori dalla famiglia Sciascia che si è presentato a casa di Leonardo quando è espirato. In quella circostanza Maria Sciascia mi pose un problema, mi chiese un consiglio, il funerale, e ci ritrovammo facilmente d'intesa a dire che i funerali sarebbero stati religiosi. Ed anzi, io sentii l'avvertenza di consigliare che il funerale si svolgesse alla chiesa della Madonna del Monte a Racalmuto, una Madonna alla quale, come tutti i racalmutesi, Leonardo Sciascia era devoto, era silenziosamente ma sinceramente devoto.